Vittorio, ben ritrovati, buona serata a tutti, siamo qui a Cimetta di Colonia e siamo alla Festa dei Fiori organizzata dal gruppo ornitologico in collaborazione con la scuola Verna. Abbiamo ai nostri microfoni un folto gruppo rappresentante, ma parliamo con Giuseppe Zanco che ha espressamente desiderato parlare ed essere ai nostri microfoni. Esatto. Scherzavo naturalmente, però è un piacere averti qui. Raccontaci un attimo cosa sta succedendo qui a Cimetta. Allora, intanto innanzitutto piacere, sono Giuseppe Zanco, membro del gruppo ornitologico cimettese e facente parte di questa organizzazione che è i festeggiamenti di Sant'Ulderico. Noi quest'oggi stiamo facendo un evento, ovvero Cimetta in Fiore, un'organizzazione, un evento primaverile che svolgiamo ogni anno, ormai da 4 anni e niente. Oggi è la seconda serata di un gruppo di 3 serate e speriamo che venga gente. Oggi noi appunto abbiamo aperto i 2 chioschi delle spalle e in più il reparto cibo. Adesso sta tornando il nostro amico DJ, ci svolgerà successivamente verso le 9 lo spettacolo di Membro da Fuoco e per la serata avremo DJ Cistergali di Sassina che verranno a tenerci compagnia fino al 2009. E noi naturalmente ci seguiamo con piacere. Da solo tu non fai nulla, No, è chiaro, è chiaro. un gruppo folto dietro da ringraziare, Chiaro. non nome per cognome, però Beh, sicuramente noi ci appoggiamo al ormai insito nel territorio gruppo ornitologico cimettese che opera nel territorio ormai da anni e anni, all'asilo scuola materna Don Bosco di Cimetta e noi giovani cerchiamo di fare la nostra in questo gruppo, insomma. Intanto grazie ancora di questo invito, noi siamo venuti volentieri e piacevolmente e vi invitiamo a venire se fate tempo a passare da qua. Però invitiamo tutti gli spettatori qui ormai la serata. Domani. Esatto, però mi dicevi c'è un impegno più importante a luglio. Esattamente, a fine giugno, inizio luglio avremo la sagra di Cimetta e successivamente il 2 agosto avremo la serata di Cimetta in Festa, un altro evento con musica dal vivo, con chiosco, con panini e birra e via dicendo. È quantata, quindi Giuseppe e tutti i tuoi collaboratori grazie mille per l'invito, voi avete capito benissimo, se siete di passaggio per Colonia fermatevi qui, assaggiate un buon panino e bevete una buona birra, se non lo potete fare vi aspettiamo a fine giugno, inizio luglio che sicuramente vi sapranno accogliere in maniera entusiasmante. Noi ci vediamo alla prossima puntata e vi ringraziamo.